Carissimi nipoti, che brutta figura iniziare l'anno così con la telecamera rivoltata, ma si può! Eccomi qui! E oggi parliamo del sovriuso, improvviso con tutte le conseguenze del caso. Parliamo di un argomento che non si discute, non si batte, perché è stato un argomento, è stato un avvenimento storico. Ma storico davvero! Non sto scherzando. Vogliamo parlarne? Guardate queste piccole immagini e poi vi spiegherò di che cosa si tratta. Gennaio 1985. Castello, sotto la neve. Ed eccoci qui, catapultati nella Cagliari degli anni '80. Tra l'8 e il 9 gennaio del 1985, infatti, le temperature erano scese di brutto, a meno 2 gradi sotto lo zero. Nessuno si immaginava che quella notte Cagliari sarebbe stata sommersa da una coltre di neve, una nevicata storica, incredibile. Nessuno ci voleva credere, ma davanti ai loro occhi uno spettacolo incredibile. Il bastione Saint-Rémy innevato era un qualcosa di allucinante. Il cielo coperto da una coltre strana che nessuno aveva visto mai. E parlare degli abitanti di Castello, che hanno trovato le loro strade innevate, così come le loro auto e tutto il paesaggio circostante. Ora, immaginate un cagliaritano che si trova davanti una situazione di questo genere, la neve a Cagliari, un paese affacciato sul mare con tutti i problemi e le conseguenze del caso. Infatti i primi problemi non tardarono ad arrivare. I cagliaritani non erano abituati a quel tipo di manto stradale e infatti i rallentamenti furono evidenti. Bonaria innevata, il litorale del Poetto completamente innevato, le macchine che scappavano di qua e di là perché non avevano l'aderenza necessaria per stare in strada. E anche nel centro le cose non erano messe così tanto bene. Questo paesaggio così inusuale per una città di mare aveva creato non pochi problemi, con discreti rallentamenti dei mezzi pubblici. E nel centro storico le macchine in salita verso il quartiere di Castello faticavano ad arrancare. Ma per chi era a piedi, non c'era nessun problema. E vedere i casotti così, innevati, nella spiaggia completamente bianca, coperta di neve, incredibilmente magico. La Befana aveva fatto il suo regalo in ritardo, portando invece del carbone la neve bianca, bianca che più bianca non si può. I nonni avevano detto che nel 1956 a febbraio c'era stata una nevicata di quelle esatte proporzioni e loro l'avevano passata con ancora più problemi. L'hanno vissuta esattamente come la generazione del 1980 la stava vivendo, con stupore e con infantile euforia. Dopo quella data così surreale, quell'evento così surreale, tutti pensavano, tanto ormai non nevica più. Questo è poco ma sicuro. Gennaio 1993, Castello di nuovo innevata. E chi l'avrebbe mai detto che il 3 febbraio Cagliari si sarebbe svegliata sotto una coltre di neve uguale quasi a quella del 1985. I cagliaritani si svegliarono di nuovo sotto la neve e questa volta i problemi sì furono
tanti, ma non così tanti come l'85 o il 56. A parte per chi, giocava la partita a Cagliari-Torino al Sant'Elia, il manto innevato aveva creato qualche problema, infatti la partita si è conclusa con un ragguardevole 0-0. Chi ha detto non nevicare più a Cagliari? Si è sbagliato di grosso, ma di molto grosso. In conclusione, ecco, per iniziare bene, quest'anno ho voluto raccontare di questa piccola avventura, questo evento storico che non ha coinvolto la Sardegna, ha coinvolto l'Italia intera. Però l'atmosfera, come ho già detto, surreale, è stata un'atmosfera magica. Per chi, piccolini come noi, che la neve l'avevano vista solamente in quelle immagini un po' rarefatte in TV, vederla lì, dal vivo, sulla spiaggia del Poetto, vicino alla Sella del Diavolo, tutta innevata, credetemi, agli occhi di un bambino, sembrava di essere nel villaggio estivo di Babbo Natale, con neve inclusa.